Grazie per la linea Giorgio, un saluto a voi in studio, naturalmente a chi ci segue da casa. Qui al Minuto Politico c'è con me naturalmente l'assessore Ciano Contin, leader del movimento politico. Molto buio chiaro. Ormai tanti la conoscono, assessore. Bravissima. Io la ospito qui al Minuto Politico da tantissime puntate ormai. So che oggi si è preparato un discorso in particolare. Bravissimo. Senz'altro, perché vede, ultimamente il nostro comune sta attraversando un periodo difficile, abbiamo veramente pochi schelli da spendere, pochi fondi. E allora questa sera avevo caro fare un appello alla UE proprio per, senz'altro, per richiedere fondi. Mi spiace che abbiate pochi soldi in comune. La situazione è drammatica. Senz'altro drammatica. Si pensi che abbiamo dovuto paspanegnare, abbiamo cavato il gabinetto del sindaco. E come fate adesso? Abbiamo messo una turca in ufficio, poi detto, no, perché non è proprio... ma cosa sta di... Assessore, cortesemente, abbia pazienza. Prego, faccia il discorso. Senz'altro. Carissimi membri, senza offesa, della UE. Perché senza offesa, scusi? I membri mi pare brutto partire... Ma cosa c'entra, scusi? No. Membri della UE, o come che dicono a Napoli, UE, ma non è che UE è Unione Europea, non c'entra UE, non Unione Europea! Ma cosa fanno? Non è che fanno Unione Europea. Sono Ciano Contin. Sì. Scrivo protestare contro i continui tagli che subiamo come amministrazione. Subiamo. Senz'altro. Sì. Come disse Gandhi, io lo so che non sono solo anche quando sono solo. Scusi, se fosse Giovanotti più che Gandhi, Non è intanto vecchio neanche Gandhi, sai? Ma cosa c'entra? No. Per questo vi interpello anche a voi. Interpello. Tagli dappertutto nel nostro comune. Tagli alla scuola. Abbiamo venduto scuolabus e abbiamo fatto il pedibus. So che alcuni puttani adesso fa 4 km per arrivare a scuola. Poverini, 4 andata, 4 ritorno, piova, so e 22. No, ma non è carino. Gli entra a terza ora, poi bestie, non arriva mai. Immagino di sì, assessore. Tagli ai carabinieri. Non gira più quei gazzelli, è infradito adesso. Ma cosa c'è? Sono le scarpe le gazzelle. E soprattutto tagli alla cultura, che strano, nel vostro comune avete tagliato la cultura. Costretti. Costretti, immagino di sì. Patrizio, il nostro bibliotecario, non compra libri da 4 anni. Patrizio. Esso si reca nelle vicine biblioteche, prende i libri in prestito. A volte che ciava che cambia il codice. Con l'inebie che segna. Non si fa, Patrizio, non si fa. E fa fotocopie in bianco, nero e fronte retro per la nostra biblioteca. Per fortuna, grazie al laboratorio, impariamo a impitturare, tenuto da stesso Patrizio. I poteri dell'asilo colorano i libri fotocopiati, che al manco parlano un poco veri. Te vedi che fotocopi, perché i poteri dell'asilo per fuori dei bordi che tutti i libri sbrodegai. Che tristezza, Gianna bianca è anche il bosco bianco, perché va fuori non è buoni coi orari. Però, allora voglio fare un cappello, pagate i soldi! Pagateci i soldi, Allora, con meno arroganza. Senz'altro. Chiedete dei soldi, non è che pagateci i soldi, non credo che ottenga un risultato. Abbiamo cercato fondi, ma essi devono essere tanto fondi perché non li cattiamo. Fondi. Pertanto dateceli voi, Ecco l'IBAN del nostro comune, IT 04964 8398. State prendendo nota? 00000000319. Ma se ve lo metteremo sotto inversione più avanti, lasci stare. Evviva la cultura, sì, evviva. E come si dice a Bruxelles, avuto un chilo di cavoetti, che sai che hai. Aspettiamo il bonifico, grazie. Sì, aspettate con ansia il bonifico, chissà che in qualche modo i membri dell'Unione Europea vi possano rispondere in maniera positiva. Noi naturalmente diamo appuntamento alla prossima puntata del Minuto Politico. Un saluto e la linea a voi in studio, Giorgio. Ciao. Speriamo che risponda, cosa dite te? Beh, insomma, abbia pazienza, mi sembra. Io pensavo anche di comunicare in altri, ma vogliamo fare un corteo, una manifestazione per protestare contro tutti questi tagli. Perché no? Perché è inutile. Ma come no? Invece un corteo di solito ha un grande impatto, no? Ma ragiona un attimo, un corteo che protesta contro i tagli. Andiamo, è come un scugliero che protesta con la minestra, una forchetta che protesta con subbiotto, e il corteo contro i tagli, ragiona.